Stasera non c'è stessa tutte sera amore mio. Con la grande voce stai facendo una cucina. Chiariamo che stai facendo tu sei tutta la vita mia. Perché se dice vero, non ti strugge bene mio. Sono innamorata di te, tu lo sai, e venuto da me. E sti voci che capisci tu, se venuto vento. Se non è ragione che sta la vita mia. Se tu, dice che solo a te, tu lo sai, e venuto da me. Facciami una pazzia con te, sotto lo sereno. Stringe da fuori da me, non voglio sapere. A che sono pazzo te, e non m'arrende. Passa ancora come quasi tutta la vita mia. Che nessuno ti ha rubato a ringo per me. Io senza te, dove ogni momento gelosia, ma tu fai finire lì e non spezzassi il cuore mio. Sono innamorato di te, tu lo sai, e venuto da me. E sti voci che capisci tu, se venuto vento. Se non è ragione che sta la vita mia. Se tu, dice che solo a te, tu lo sai, e venuto da me. Facciami una pazzia per te, sotto lo sereno. Stigna da favore da me, non voglio sapere. Ma che so pazza te, e non m'arrende. Buonasera, come stai? Buonasera, 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 buonasera. Ma si sente la voce? Sì, come si Ah, sente, come si sente, nella mano, questa è una tipo... Buonasera a te Alfonso Gemino. Un nome Alfonso Gemino. chiamano già in diretta. Ma tu fai la diretta, fai il tuo telefonino, In no, diretta, allora, quelli rispondo subito, Che siamo compatti con te. vedi chi è, scusami, chi ha chiamato? Chi ha chiamato, vedi, tutto a posto, ha staccato. Ok. Allora, controlla un attimo le telefonate, non possiamo prendere telefonate perché purtroppo siamo qua. Grazie. Allora, Flora, buonasera, vogliamo salutare il pubblico all'artista Nell'Amato? Certo, ovviamente, grande Nell'Amato. Grazie. Da quanti anni lo Benvenuto. segui? Da quando ero bambina. Madonna mia, hai fatto... Preferito di mamma, quindi Ok, allora io sto vicino a un pezzo di storia di Napoli e quando sta storia non ce la faccio manco a parlare. Sto scherzando, io con Nell'Amato ho una confidenza perché siamo amici, ci vogliamo bene. Nell'Amato, Dimmi tutto, pure. quando hanno il primo lavoro discografico oppure quando anni sei nell'ambiente della canzone napoletana? 47 anni. Mamma mia, in cui noi 2 anni fa abbiamo festeggiato i tuoi 40 anni Sì. di carriera. Ti ho rubato 7 anni, ti ho rubato. Io mi ho rubato 7 anni. Certo. Scusa. E sei contento? Sì, Ti hai fatto più piccoli da lui, ti hai sceso pure l'anno. bravo. Però io voglio un parere proprio dal pubblico di casa che ci sta seguendo, noi siamo anche su YouTube. Sì. Ricordiamo anche RTN su YouTube 607, un canale in 4K, in HD voglio dire, che ci guardano poco tutto il mondo. Vedi quando il canale, siamo a canale Bello. 5, ma è bello. Nell'Amato,
il primo brano che tu hai inciso è sempre con la big serie di Casori, Pasquale Bosco. Sì, 1973 è stato il primo 45 giri. 73? No, 77. No? 73. Poi abbiamo fatto il secondo 45 giri 74-75. No, che tengo, la temo 6. Mamma mia, lascia stare, diciamo l'età. Che tira Ah, ma già se- diciamo. No, allora, diciamo che nell'Amato artisticamente è nato come successo di nell'Amato del 1980-81 quando abbiamo fatto con la Pink Stereo. Pink Stereo, una stupida storia. Chi è che non conosce questa canzone? Come fa? Aspetta, È non un mi ricordo. clauso, mamma mia. È una stupida storia. Bello. Grande successo. Veramente Ma la un grande cosa a me mi successo. orgoglisce ancora oggi che si canta ancora una stupida storia. Attenzione, Ma oggi si non canta sono sempre brani. nell'Amato. Ma come si canta Mille Pazzie, come si canta La Principessa della Sanità. Ma come fa a non si canta, non canta nell'Amato? Scusatemi. Allora, io dico sempre che i cantanti napoletani, perché io non la definisco questa parola neomelodici, figurati, ma... No, però ma no, qua su tasta, a se faccio venire la guerra mondiale, Lascia stare. Non lo qua su tasta, ti voglio bene. Parliamo della canzone napoletana. Cioè, innanzitutto io non faccio cantante, io sono un artista, non sono cantante. Allora, È uno. un artista della canzone napoletana come Bravo. Nella Amato e come altri colleghi due grandi che siamo sì, è vero. in quel livello là, come il grande D'Angelo, tutti i grandi artisti. D'Angelo. Nell'Amato è uno che canta a 47 anni, no? E oggi ancora mantiene successo, perché ragazzi, a mantenere successo non è facile. È più facile a fare successo in un giorno A venire che a è una cosa mantenere normale. successo. Certo, è una cosa normale. È uno che si mantiene ancora nella discografia. Però il trucco ci sta, se tu ti vuoi mantenere nella tua carriera artistica, Poi c'è solo trucco, il hai successo, visto? c'è solo trucco, è l'umiltà. Si è umile, si compagna. Allora quando andava sempre andando. Bravo. Questo io penso Questo che è per i questo è il giovani, trucco. per i giovani, un appello ai giovani. Io do i consigli ai giovani di oggi che si vogliono trapendere questa, che è tutta la salute, questa è tutta la salute questo mestiere, Bravo. di essere umili. Nella Va mano, bene. dimmi un'altra cosa, a te ti piacesse che tornasse veramente in un grande festival in Napoli? Sì, a me mi piacesse, ma dipende con chi. Di gareggiare con i tuoi colleghi dello stesso sì, livello? sì. E logicamente. Questo bello, ma non tornerà più. Non tornerà più. No. Non tornerà più perché è molto difficile. Colpa di qualcuno che voleva fare pure che diceva io sono brava, è stato distrutto anche questo pezzo di Napoli. Questa è quella là che hai detto la parola prima, non c'è. Hanno chiuso nato si pare bella a Napoli. Un festival di Napoli. Sì, anche le Peticrutte, perché noi poi sì. grazie alle Peticrutte sono nate tutti, la Peticrutte nasce nel 300, voglio dire anche questo, perché la Ma Peticrutte... si picciarella allora tu. No, Ma ci vuoi dire tu? mi va a informare perché a me piace la sì. storia della Peticrutta, io le va a fare Peticrutta, ma moderna però, attenzione, certo. e fui bocciato il progetto da poi, lasciamo stare, Bravo. che si presero il progetto e l'hanno fatto all'altro, perché poi onestamente io ho fatto tanti eventi che poi mi hanno copiato pure, ma a me non mi interessa. Io sto con un amico Nell'Amato e voglio parlare solo di Nell'Amato stasera. Nell'Amato dà molto carica ai giovani, Sì, perché anche lui ha un figlio che è giovane. Simone Amato. Simone Amato, che io fra poco manderò il suo video, ultimo video, che io mando un bacione a casa, anche a tua moglie, a tutta la tua famiglia, Grazie, a Sasà, ti ringrazio. a tutti quanti voi. Allora, se la regia mi può gustare, a me mi ha già gustato questo video bellissimo che è nuovo di Simone Amato. Se la regia è pronta, se no... sì, è pronto, È pronto? vai. Già siete pronti? Hai visto come è bello? Tutto pronto. Ma che è veloce la cosa. Ok, voglio vedere questo video perché a me mi piace veramente. Ma c'è, io non parlo che fa, parla con la musica. Fitta Simone Amato, in Davi, non pazza, non fa credo. In Davi, non sto mai su, non pazza, non fa credo. Tu nasci passato per parlare con te, come mamma, tu non hai idea.
Penso male che mi hai fatto per odiare, ma sto strunzo ancora ti aspettare. Non sono cattivo, dico quello che pensi. Tu sei cattivo, dici una pezza niente. Sono onesto, ti giuro a me stesso. A notte senza te, ti giuro non dormessi. Quanti pensieri che tengono in da capo, troppi pensieri perché sei esagerato. Fai male lo grosso, crino me sbagliato. Pezzo sulle borse, pezzo sullo cresce. Si no aiuto, solo per interesse. Si no aiuto, solo per interesse. Senza pazienza ma senti, non so che cosa ti fa capire. Mi amori tu, parte a te, parte pure mezza parte me. Sono tanto tu, sei come a te, che fa casi più piccere le veri da città. Sei sempre tu, a stessa strada che mi può portare, braccia sul cuore, possa sicuro, si va così, e dico sì, mi scordo pure che se può sbagliare. Stringi da me, fatti sfugliare, nessuna cosa da desiderare. Perciò stasera, senza vestito né che la da vita ci vuole imparare. Senza parla sta ma se non so che cosa ti già fa capito. Giuro amore tu che senza te non vivi più. Guarda ma parla ma rima qualcosa. Non te nascondo mi sfoggia mi fuso. Non mi dà scusa, sia da finire. L'amore sai fa male, come un pugnale. Viene qua a parlare, con cuore non si comanda. Va chi cerca i problemi, non mi fa paura molto. Io non capisco perché tu mi hai fatto male. Ne cerca uno e vuoi, che non mi ratta vuoi. Sono che gelidi, non piezzi e asci. Prima rivasi e rompe i botte in faccia. E se mi tocca, io non mi sciolgo più. O cuore è tuo, non mi fa niente più. Troppi buci, non ti avere più. Mi fai morire, ma non ti cerchi più. Ricorda arrivi mare, ma registra I love you. Stai pazzendo con fuoco, ma mi amori tu. E mi piace quando stiamo appiccicati. E mi piace quando penso che sta nato. Si sapesse che povero ti perdesse, come facesse. E mi piace pure quando sei geloso, quando poi mi stringi fa una rotta con un vaso, quando tremo come fosse una creatura, si può fare amore. Senza pazienza ma senti, non so che cosa ti già fa capire. Mi amori tu, parte a te, parte pure mezza parte me. Sono tanto tu, sei come a te, che fa casi più piccere le veri da città. Sei sempre tu, a stessa strada che mi può portare, braccia sul cuore, possa sicuro, si va così, e dico sì, mi scordo pure che se può sbagliare. Stringi da me, fatti sfugliare, nessuna cosa da desiderare. Perciò stasera, senza vestito né che la da vita ci vuole imparare. Vogliamo parlare, caro Nello Amati, che vogliamo, questo è un ragazzo che io stimo moltissimo perché comunque ha una voglia, a parte un grande giocatore, lo voglio dire perché noi abbiamo fatto una partita Maradona Day, dove il signorino, il figlio Simone Amati, ha giocato contro il Calcio Napoli e c'era anche la squadra, ha battuto sia Napoli, la squadra della Misare, e hanno battuto pure i rap. Diciamo tutti i rap, tutti i famosi rap napoletani che stanno con Gigi D'Alessio, mi ricordo, i rap, i miei scordi i nomi, non riesco a... quelli sono la maggior parte, 3-4 sono di Casoria, sì. Vabbè, sono i famosi rap famosi nel mondo. E il figlio abbiamo giocato, abbiamo giocato 12-4 nella partita. Maradona Day che ritorniamo l'anno prossimo nello stadio più grande, diventa... Ma c'è qua pure però. Allora vai tu. Ah, da porta. Gli palle si escono fuori. Per la palla, noi già ci manca a fare 3 metri, frati e te. Diamo spazi ai giovani.
qua si parla di umiltà, di arte, cultura. Allora, io ho avuto il piacere di festeggiare i 40 anni di carriera, sono stato l'organizzatore perché ho scelto io, Nello Amato, come ho scelto il grande Pino Mauro, su un altro emittente lo posso anche dire perché noi collaboriamo, di Patteneva TV, che mandiamo un bacione anche a Angelo Uccieri, Mi a associo. Renato De Carmine, il direttore. Abbiamo fatto sì Pino Mauro, la sua 65 anni di carriera, dove tu hai consegnato la totta. Vabbè, poi abbiamo fatto anche un programma insieme a Pino Mauro, Sì. anche tu e anche l'artista Giuseppe Attanasi, come ospite. Poi abbiamo fatto, soprattutto a me quello che mi è piaciuto assai, è stati i 40 anni Mauro Nardi. Ci fatto pure i 40 anni Mauro Nardi, Villa Comunale di Casola, tutto a posto. I 40 anni di carriera nell'Amato, perché poi mi scito in Amato e dice, ma oddio, ma che stanno festeggiando? Pino Mauro, ha fatto Mauro Nardi, ha fatto Renato Carasù, ha fatto Sergio Bruno, ma permettere che faccio i 40 anni a questo grande artista che si chiamano poco nell'Amato, per piacere. Mi sono divertito con te. C'è anche un bel ricordo a casa tua, lo so che l'hai messo. Sì. Come trase la porta, è vero tu. Come trase la porta, c'è sta questo bel ricordo, che poi venga a casa voglio vedere perché non mi Certo. ricordo. Sei sicuro che l'hai messo nella porta? Sempre. Manca la porta Così e non le è, mo. e mica ora, c'ha un costo perché comunque è bellissimo. E già che te nato fino a te capito, Ma tu mi dai la taglia, ma la macchina io quando la mo. vedo un'immagine che cara di omaggio al grande Mario Merola, Sì. un live che si chiama Chitarra Russo. Possiamo ascoltare un po', regia? Teatro Italia, da Cerra. Mamma mia. Sotto il lacrima da luna, una chitarra rossa e vena, triste e solo santa mano. Sentiva la guida da notte, un pietto cuore mi che sbatte e non mi voglio amare. Ma l'amore mio addosso. Questo cuore mi corre a Parigi, per una vita non può spontanea, chitarra rossa, sta vita mia non la spazzare, e in cielo la sera la subitana rossa come fa. Ricordo prima Grazie. sono giù bello, sono desposo, ma Ti sforzano poco. Quando tu mi eri miscata. No, ti Ah, ecco, guardo, vai regia, vai. cioè, non lo so, sono i pilastri di Napoli, hanno fatto la storia, ma penso che pure mo. Guardala. Perché Mario Melo comunque, Mario Melo si Guardala, canta ancora, Roberto guarda, Muro, Roberto Muro, Un 78 G, Mamma mia, figurati, Ma mamma portiamo mia, pure il mamma disco tu la prossima volta, non ti preoccupare. mamma mia. Tu fai parte dopo di questi signori? Molto, Subito molto dopo. No, subito dopo, perché? No, vabbè, ma allora, Mario uno Melo lo- nasce negli anni 60. Lascia stare Mario Melo, non abbiamo No. cantato, siamo stati poi c'è assieme, Roberto sì. Muro che è una storia. Sì. Guarda là, Ciuciare, che è un Mamma film mia. di un napoletano bellissimo che ricorda Ma anche il poi, cinema. bello. Per esempio, i fratelli dei Launi sono napoletani e rappresentano anche il cinema, la cultura napoletana, vedi? Anche la Titanus sono di Napoli, i fratelli Lombardi che hanno prodotto a lei il Carosello, il primo musico. Ecco perché che Carosello sembra napoletano. ai ragazzi di oggi, i cantanti nuovi oggi, questa è cultura che io li sto ammalando perché Però mo ci sta una se un sorpresa. giorno vanno a qualche parte Mo ci e ti sta una- domandano qualcosa, che dici? Mo ho scelto un brano io classico. Oh mamma mia, un classico Quando sento napoletano. questa canzone a me mi piace. Questo abbiamo fatto l'omaggio a uno dei grandi, E capite già la canzone? sì, Mala, grande Nino Fiore, e Mario Trevi, no? e la centesima Nino Fiore. Ok, Mario l'hanno Trevi e inciso Mario tutti Trevi. quanti, l'hanno sì. inciso, sì. L'hanno fatto tutti quanti. Festival di Napoli,
Lino Fiore ha interpretato questo grande successo, ma stasera lo interpreta il grande Nello Amato. Dobbiamo anche specificare che è un brano suonato e cantato in diretta. È live. È live, Ah, quello è un diretta. disco tutto live. Quello è tutto live, Allora, sì. sta pure chitarra rossa, bello. Con Conte pure è un Con grande pezzo. Un applauso anche a un grande interprete, Carlo Conti. L'ho sentito anche dal grande Carlo Mauro Conti. Caputo. Sì, è Fanno un film grande, con- grande. Vai regia, vai regia. Tuvo carire, tuvo cagliagne, o sai che non malagna, ma non lo può capire, no, non lo può capire. Ma la compagna mia, ma la catena, mi fatti schiave te, ma io te ne parlo, pure io ma scelti giranni, rovinata dai con me, e non potrà restare me, a ciascuno una poco te, fammi desiderare, una poca pregare, voglio mamma quella, ma la catena. Era una buona figlia, una rosa giù e una rosa, chiamavano le spose, felice maranaccia a me, e m'ascoltai con te. Ma la compagna mia, pure io ma scelti giranni, reginata nei con me, e non potrà stare me, a ciascuno una poco te. Fammi desiderare, una poca pregare, voglio mamma quella, ma la catena, voglio morire per te, ma la Grazie. Grazie. Ecco, questa è la cosa bella. Noi rappresentiamo la Napoli 800-900 a oggi e solo i grandi artisti possono interpretare tutto live questo bellissimo lavoro discografico e poi possiamo andare anche a visitare su YouTube, li troviamo le canzoni di Nella Amato, perché noi siamo associati anche al gruppo YouTube e ringraziamo anche, ecco, siamo autorizzati, il canale di TikTok, ci stanno seguendo tanti milioni Un di bacio persone. forte a tutti gli amici di TikTok. Dà una mano anche a noi artisti, Sì. a voi artisti di promozionarsi su queste grandi piattaforme. Sì. Grazie che YouTube a noi ci vedono in America, Giappone, tutto il mondo. Lo so. Purtroppo la televisione regionale non arriva, però ci arriviamo con web. Tramite web, E portiamo la canzone napoletana in tutto il mondo. È vero. Finché che esistono questi personaggi, i campa sempre. Ma quando questi personaggi un giorno, perché tutti quanti un giorno incontreremo il Signore, nostro Dio, io sono più contento di venire pure io, appresso a loro. Perché quando loro non esistono più,
Ma Alfonso Gemito non si trovi più, ma non per i giovani, perché io lo so in una mano i giovani, e proprio l'anima muore pure esso, si muore la canzone napoletana, credetemi. Ma spero che no, spero più tardi è possibile. Io penso che i giovani sono pochissimi che Però io seguono ti la tua posso, linea, la linea dei sì, però, Sergio Bruni. però ti posso dire che molto difficilmente oggi può morire la canzone classica napoletana. Non muore mai. Perché ma chi fine è oggi si canta ancora per tutto il mondo, No, attenzione. attenzione a quello che ho Sì. detto. Scusa, Sì, ho nella capito, parte, ho detto capito. Gli artisti come voi. Sì. La canzone napoletana è immortale. Sì. La cantammo a Tosso di Cenno, capite? La cantano tutti quanti. La gente non lo sa, Sì. che i primi cantanti napoletani nascevano per i venditori ambulanti. Bravo. Si chiamavano i cantoni, non lo so come si chiamavano, avevano la voce cantando, vendendo i frutti. È vero, signore là dice che è vero. non No, mi ma, sbaglio. ma allora io ti dico una cosa, anche i cantanti nazionali italiani hanno cantato canzoni classiche napoletane, ma l'unica cosa bella che è stato un pilastro di tutto il mondo e mondiale quando Elvis Presley ha cantato Solo Mio. Bravo, ma non solo No, ma lui. stiamo parlando di Elvis, capito? Come si chiamava quell'altro attore americano? Danny Martin, non sono bravo. Dean Martin. Bravo. Voglio, ma noi vogliamo parlare che è la vera canzone napoletana, è la canzone italiana, è la canzone napoletana. Allora, nasce prima il festival, Piedicotti e poi è nato il festival di Sanremo. Sì. È inutile. Allora, a Napoli hanno partecipato Domenico Modugno, un gigante della montagna, tu sei una cosa grande, scritta da grande Pazzati, però voglio ricordare pure un grande autore che ha scritto Chitarra Rossa, Peppino Russo, uno dei grandi poeti. Lo sai Peppino Russo eroe? Di dove è nato? Allora, ti presente, no scusami, come si chiama quello quartiere? Upaccacace. Sì. Peppino Russo è Upaccacace. La capito, gente non lo sa, ha scritto Giuramento, Chitarra Rossa, ha scritto dei grandi capolavori che poi sono stati interpretati da un grande che si chiama Mario Merola. Un applauso a Roccanno. Io ho lavorato 30 anni con questo signore e lui l'amava Mario Mello come Mario Mello amava loro, perché Mario Mello è stato, diciamo, dopo Bruni, eccolo qua, a me è bello, era il papà di umiltà a tutti i giovani, l'umiltà, faceva capire proprio. Sì, Parliamo sì, di sì. questa cosa, perché Sì. io mi commuovo quando parlo di queste cose. Io ho detto una bella cosa, quando non ci siete voi, e Alfonso Cema mi ha pensato voi perché ce ne abbiamo tutti quanti, fra 100 anni, dice la cosa. Ma perché non si pare a Napoli c'è ancora tempo, però? Ok, ma mica a Cinzia ti vuoi fare una domanda, la signorina Cinzia ti vuole fare una domanda. Cinzia, dimmi tutto. Scusami Flora, ma perché mo sta Abbiamo visto sempre la tutti stati di famiglia, Ma questa insomma, cosa. ti hai andato a È classe. sempre la grande stati di famiglia. Aspetta. Gentilmente, quando sto in diretto con Nello Amato, non andate a chiamare. Com'è? Chi è Savio Cavallo? Vedi che sta Non parlando? è Savio Cavallo, Non è no. Savio Cavallo, no. Non è ne Savio chiamare. Cavallo. Fammi questo piacere. Pronto? Pronto? È caduto. Si è fatta male. È caduto. Vabbè. Signorina Flora. Dimmi tu. A te la Niente, parola. io la sento cantare e mi emoziono tantissimo. Grazie. Ha detto poco fa che canti da 47 anni. Sì. Io ne ho 45. Quindi sono proprio cresciuta con le tue canzoni perché Grazie. comunque mamma era molto innamorata di Stonella, la voce. Sì, figurati. Quindi pure- casa che mia, fa? sono cresciuta con la c'è la canzone Mille Pazzie, vabbè. la mia preferita. Io credo Mille Pazzie è una che è un po' il storia. cavallo di battaglia, no? Storia. Meravigliosa canzone, melodia direi. Io ti auguro che tu canti ancora per 100 anni, che possiamo sentire la tua bellissima voce e la Grazie. tua anche dei vecchi stampi, perché Sì. io sono rimasta una di quelle, no? Brava. Vecchio stampo. Brava. Amo la canzone antica, classica, napoletana. Brava. Devo sentire a Mario Merolo, me lo sento anche Sì, chi è che tu sei avendo una la mano mia meno? età. Resto ferma a voi. Grazie, ti ringrazio. Complimenti ancora. Grazie. Allora, io ti vorrei fare una domanda. Una domanda, no, vorrei una risposta da te. Dipende. Vuoi mandare un messaggio bello a modo tuo a tutti i giovani nuovi, compreso a tuo figlio, perché tuo figlio è giovane, anche lui? Dai un bel messaggio ai giovani della nuova canzone. Ma io il messaggio già l'ho mandato prima in 3 parole. Allora io dico sempre ai giovani che oggi stanno seguendo questa strada, perché questo è un ambiente molto difficile, molto molto difficile. Noi mo stiamo cantando a 50 anni e stiamo ancora... Suran. Allora, finché voi siete umili, però ad essere scettati, attenzione, non umili scema, umili però ad essere Ma non fa qualcuno. mettere i piedi in È campo. l'umiltà che vi serve a voi per andare avanti, è l'umiltà.
Già cosa importante, non la pensavo perché adesso l'ho cantato perché avevo i soldi, l'ho Bravo. cantato vado a soffermare, vado a fare fotografie con la guaglione, con la mamma, questa è la cosa bella, che si fa l'artista, sto facendo io, su 40 e sono contento lo fa, io dopo ho cantato, nata mezz'ora per che fotografie. Un caffè, a È bello, perché le persone ti vogliono toccare, vogliono stare diretto, vicini ai sì, cantanti. sì, un Questo è un consiglio che rapporto- do io a tutti gli artisti Bravo giovani di Nellamato, oggi. Bravo, bravo. Il rapporto tra te e il popolo È bello. Perché poi il popolo è quello È che bello. dà lavoro a voi artisti. Ma io porto, quando vado a cantare, il mio tecnico porta la pedana, porta il luce, porta un neon, porta la lampadina. Ma io se non scendo una coppa pedana, io voglio toccare, già sta vicino a gente. Vogliamo mandare, No. vogliamo fare un applauso agli addetti al lavoro che lavorano intorno a noi, Sì, cameraman, a tutti quanti. La nostra Io vorrei regia, salutare sì. il nostro amico fonico, il maestro Franco Maestro, un applauso. Franco, buonasera. Voglio mandare alla regia Annunzio Puca, un grande... Annunzio. E voglio mandare un saluto soprattutto all'editore, da tanti anni che tu conosci il papà, Jenny Puca. Jenny che non lo sa. È un grande amico mio. Sono anni e anni e anni che riesce a mantenere questa TV che è casa nostra. Ma è importante però. È Gianni, importante perché lui Sì. è il primo che ha fatto la web, voglio dire anche questo, il primo è ha vero, creduto. è vero. E poi vi dico un'altra cosa, a tutti gli artisti, cantanti, il popolo, tra poco le televisioni locali scompariranno perché è un altro tipo di sistema che lo sappiamo tutti quanti, Sì. la smatta TV, eccetera, eccetera. Però noi siamo già 20 anni annanzi, noi andiamo in 4K su web, abbiamo fortunatamente un canale televisivo, perché quello è un canale televisivo, attenzione, che stasera andiamo sì in diretta con voi, ma ci potete vedere anche su YouTube. Non sottovalutare la linea YouTube perché è potente, andiamo in 4K, in HD, nella sì. mano, e ci guardano tutto il mondo. Questo è quello che ho detto prima, la certo. canzone napoletana. A darci da tutto il mondo, bravo. Io voglio sentire una canzone Nella Mate, che a me mi piace moltissimo, abbiamo fatto Mille Pazzi, abbiamo fatto Mille Pazzi, poi abbiamo fatto Malacatina. Sì. Vai maestro, a piacere tuo. Presentaci un altro. Da sta vita quanta cosa ci subite, com'è difficile chi cresce senza parlare. E grazie a Dio come mamma ti marate, molto fermo per combattere sta vita. Ci ho tenuto coraggioso per 10 anni, morendo a rindaggio capito tutti i sbagli. E man mano voglio giocare per me gianni, ma vanno bene su compagni tutti quanti. La libertà non si gioca nella letto, ma chi sta canale ce l'ha da te non vuole croce. E non hai una nata parla come la settimana, tu siedi a ammazzare la libertà, mamma si tu quando mi abbracci, quando coraggio cammina nati ti ringrazio. La libertà è una mulher che mi aspetta e muore senza me. Chi tiene la libertà tiene il cuore giù, e si torna a stare e non sbagliasse giù, ma voglio per suo bene a vivere per te. La notte non dormivo pensando sempre a me. Ti rispetto e voglio bene al compagno, i fratelli per me sono la cosa più importante. Tutti i problemi lascio sempre superati, grazie a moglie me la mamma esagerata. La libertà la nostra gioca nella mettoci, perché sta cara ce l'ha da te non vuole croce. E una giornata parlo come una settimana, tu siedi a ammazzare la libertà, mamma se tu quando
che dà la libertà, te non lo corri più, e si torna a saleta, e non sbagliassi più. La libertà non si gioca, non è dolce, perché sta nascendo da te. Grazie, grazie. Nella mano. A fuoco. Allora, tu lo sai, io ti stimo, ti voglio bene, tantissimo, siamo due grandi amici. Sì. Oltre lo spettacolo, il lavoro, ma siamo due compagni. Sì. Penso che siamo due compagni, da parte mia, da parte Così è, perché pensa? Perché sei a casa, sì. Appunto dico. Allora, perché no, Ma devo, dai, mi starà no, bene. cioè, ma c'è appiccicato. Allora, questi brani, noi siamo stati un po', scusami che devo parlare adesso perché io devo mandare un messaggio diretto a quelle persone che vogliono sempre a nascosto con le tetine, che le smettono dei telefonini e vogliono criticare questi brani. Ma queste non sono canzoni che pensate voi, no. Questi sono messaggi di ognuno di noi, può capitare a chiunque di noi che può entrare in una rete che può far male veramente ai nostri figli, a voi, a me, a tutti. Non è un brano che porta violenza. Non è istigazione. No, non è istigazione, bravo. È un messaggio, noi, quelle che prima, che le scrivimmo e che le cantammo. Ricordatevi, i tempi della canzone di Giacca, quando c'era Guapparia, l'autore che ha scritto Guapparia, perché tanti anni fa, nei vicoli di Napoli, a Sanità esistevano dei vecchi guappi che si tiravano cuore su. Non lo so se avete visto il film I Guappi, Fabio Tessi e Franco Nero, un grande film di un grande regista, voglio dire, è là che fa. Là non è azione, voglio dire, i guappi. Ma tu hai aperto un argomento, ma se mi fai parlare, fate, facciamo capire? No, fa capire quelle che noi vediamo, quelle che noi scriviamo. Ma io posso solo dire una cosa e poi ci mi fa male, però. Ok. Allora vogliono criticare il brano di Nello Amato rispetto alla libertà. Oggi ci tengono cuore e ci tengono speranza di annanzi. Quindi c'è un messaggio importante. Esatto. Ma se vogliamo parlare di istigazione, non è istigazione. Gomorra, ho detto tu. Lascia stare. Mi inchina questa Lascia stare, frase è inutile di che Nello parliamo a fare. Allora, io voglio parlare invece della musica napoletana. Bravo, parliamo di musica. Allora, tu, prima di interpretare i tuoi successi quando sei nato nel campo artistico, come cantante a chi seguiva, sai? Io cantavo Mario Merola, Mario Trevi, Pino Antonio Mauro. Bonomo, Pino Mauro, poco poteva fare. Ho cantato, io sono nato con loro comunque, perché loro quando io pigliavo, papà mi faceva a cantare senza niente, e innanzi a me trovavano Mario Trevi, non lo so, Pino Mauro, io mi aspettavo. Rispetto, tanto c'era. Io studiavo queste persone, attenzione, io studiavo, mica perché non è che mi piacevano pure, l'ho anche studiate. Però io so che tu sei più appassionato di Pino Mauro. Sono malato di Pino Mauro, io lo amo Lo so. come uomo e come artista. E posso dire una cosa, se manca cane Pino Mauro qualcosa, ovvero si va a Napoli se chiuso, è finito. È la storia, mandiamo un saluto al Grande amico Pino Mauro. nostro, soprattutto il grande Pino Mauro, perché è un grande. Ma chi è stato un grande di sceneggiato? Ma tu in ci sei pure a Moramare, eh? Sì. L'hai cantato là con lui, ti ricordi con noi? Sì. Grande Pino Mauro. Ha avuto una bella esperienza. È stata proprio un'emozione bellissima e fortissima. Esatto. Poi anche il grande Merola, Bruni. Però c'era una cosa che io voglio dire in diretto con te. Qualcuno ha detto stamattina, questa è cultura, la gente non lo sa, ma la prima interpretazione, Lussurella, tutto quanto, Mimmo Rocco, perché si ricordano Mimmo Rocco, Certo. e non è così, perché la prima interpretazione, Lussurella, questo lo sto mandando a quel signore della Germania che voleva sapere, lei va a ricevere in diretta, e te lo dico in diretta perché io ci sta guardando un po' a YouTube in questo momento qua. Lussurella, il primo interprete è stato Enzo Romagnolo, la prima interprete, andate su YouTube, andate anche nella Giocata della canzone, e poi l'ha cantato il grande Mimmo Rocco, perché è stato Mimmo Rocco l'ha portato a successo. Bravo, e questo voglio dire, però la prima interpretazione è stata fatta da grande Enzo Romagnolo. Come Nino Delli. Come Mario Mello ha cantato Zappatore, l'ha cantato prima Romagnolo. Ti ricordo Nino Delli di Foggia? Wow, Grande Nino Delli. a me piaceva, All'epoca ha inciso il brano Lettere carcerate.
E tu sei stato... Nell'amato il aiutato successo l'hai buttato tu. ci scavato in da povera, ci per Ma sta lettere canzone, capito? cacciate. Ma è stato nimmo. No, ma andiamo a team, però lascia stare. Lascia stare, perché che se... sotto avrà ragione, tutte le feste ci si chiama, la maestra allegra, allegra. no. Vabbè, nella mano, io... Tu un amico, ti hai voluto a trovare, Sì. parlare con te. Sì. E anzitutto, quando hai detto a questo punto qua, io devo intervenire perché c'è il mio amico Nello Amato. Dove sta questo personaggio che vuole conoscere? È un venditore ambulante. Sì, Che ne sa, c'hai te da venuto i cassettini. sì, stanno rotto tutto quanto. Oh no, poi mannaggia casa. Allora, ma lui entra. Con me? Sì, voglio Beh, fare prima un complimento se me lo permette. grazie. Innanzitutto Vesuvio e papà, Margellina e la mamma nostra e tu sei figlio di questa bella città. Bella. Ah, non ci vendono i Te cassettini? lo dico con il cuore, Ma che è come questo? ce l'avevi? Diciamo, la vedo là fuori. Allora, Ah, te l'hai venduto là fuori, te l'hai venuta lì per coppo quando tua moglie dice Massimi, ma sono di Pompei, signori sono di Scafati, è una fermata dopo, e io che mi dice sempre vicino a me Massimi, mi ha fatto scontri, poi ogni tanto la mazza ride con me e dice ma così è come lui, viene come dice vicino a me, dice tengo la carta di credito, e beh. E stavolta mi ha buttato pure posto, mi capisci? Ma perché tu? Non lo so, ma perché tu a me mi metti sempre in imbarazzo? Cos'è che io non ero una ditta individuale, ma mo ti giuro, sono diventata una SPA, oramai mi conosce tutta la città. Poi. E poi ti dico anche questo, Fantasmina mia la piace a tutto quanto. O tengo coordinate che Sabina Camutante, o tengo a stella a striscia, a colori a qua, o tengo pure termiche se io tempo può cagnare. Nella mace metto là di furto, si può rubare, o coffrino a dischi, ci pensi a te rubare, o Fantasmina a ciabato che fa pure un caffè, Un po' di divertimento. che benissimo a te, blindato, corazzata, resista forza in logna. Aspetta, fermati un attimo. Non si taglia l'ogna. Che ne sai che si taglia lui? Come si taglia lui? A me Simona, Amato, mi chiama sempre No, per che telefonino, sta dicendo perché quando lui? dice manco Fantasmini, dice sono l'unica soluzione che ti dico mi chiama Massimino tieni Fantasmini le cose e difettate. poi si appiccica la signora Pina, che quando guarda. dopo come non trovo Fantasmini, chiama Massimino con il telefonino. Sì, ma sono che cassettini dove cassettini? Però è una bella persona perché quando dovunque lo vedo e lo incontro è sempre disponibile, perché voglio, la vera ricchezza si trova nella povertà. Un ricco non lo può mai capire, ma chi viene da sofferenza agisce così. Massimino Fantasini. Una cosa una volta dice papà, io sapevo la retta. Dice papà ricordati una cosa, capite è tosto e nessuno ti aiuta. Ovvero ci sa chi lo fa, Ma dove viene la ma solo sofferenza? per te dire una sola volta ti ha aiutato. Hai capito come funziona? Io sono sempre convinto che chi crede in te crede a vita. Solo tu mi credi a me, moglie, ma tu, ma perché mi credi a me? No, guarda che ti crede pure nella nuova tua produzione, che mandiamo un applauso. Ivan sta qua con noi. Vai piano piano, perché so. la produzione, io, Promotore. no, la promozione. La promozione è un'altra cosa, lui fa il promotore. Ah, il promotore? No, scusami, avrà ragione, promotore di artisticamente Annello Amato. Ci serve una produzione, se ce la fai tu, a posto. Ma non so, magari se io potessi fare frate, io sai, investissi la vita mia, Ma si ma fa te. i soldi la produzione. Con la tua... Ah, saper- sono saper bravo, fare, sono bravo. sì. Ah, sono bravo, si lo Poi dici me la tu. cantaci sì, discutavano, frate. L'agenzia che noi la vogliamo ricordare perché c'è un evento, prossimamente, nella ma preparati, vedi, questo è alla casa nostra, noi abbiamo l'agenzia, abbiamo la televisione, abbiamo gli artisti, come te che sei un grande, e poi abbiamo due belle persone che gestiscono questa grande agenzia, che io ci tengo moltissimo, eccola qua, AS Music. Vedi, piccoli grandi eventi, matrimoni, qualsiasi cosa, per Nello Amato, per tutti gli artisti di questa TV, rivolgetevi a questa grande agenzia. Ve lo dice uno che ha fatto tanti anni agenzia, che oggi non la faccio più, perché non mi ritengo più un organizzatore che fa queste cose qua, perché ho fatto una scelta di vita e tu lo sai molto bene, perché si faceva agenzia ancora. Voglio dire, diamo spazi giovani, ecco. Io farò altre cose, io mi occupo di televisione, teatro, mi occupo di eventi, mi metto sempre a nare, ma io tengo i guaglioni che sono bravi, due persone belle, pulite, sistemate, serie, che non esistono oggi persone serie come loro, attenzione, mi piglio tutte le responsabilità io. Certo. Sono serio,
un applauso a questa grande agenzia AS Music, ok? E fai parte anche tu da questo momento, perché loro stanno preparando un grande evento, Lo so. tutti insieme, quanti, e ci una divertiamo. sola famiglia. Ok, nell'Amato, una persona prima è venuta vicino a me e tra su bello volume un pazzo, ma con me sta nell'Amato e a me non mi ha chiamato, tutto sorpreso, ma che buono a me, lo stavo guardando. È un artista che io lo ritengo un grande, fa pure la voce a me, ci capito? Ci capito? Sì. E chi ha fa la voce a me? Ma che lo fa? Chi ha fa la voce di Alfonso O Cenno? lunga, rosso lunga. O lunga, allora, e ripete a te, so. o lunga, rosso, ma nata tra sì. Come una da trasio. Non è stato nell'Amato. O lungo, ma rosso, hai non vedi che tenga la luce un Io po'. guardo 4 metri. Madonna mia, mi dai il microfono per piacere. Mi dai il microfono, oh, cavalluccio. Ma io oggi attualmente, mantiene un poco il microfono per piacere, Ma buonasera, già, no. scusate a tutti, queste sono le improvvisate di Alfonso Cema e fa bello e buono, e ogni volta che fa queste cose mi sguarda sempre il cuore. Madonna. Sono le improvvisate di Alfonso Cema, però giustamente visto che qua, inquadrate anche Nello, visto che qua c'è Nello Amato e io lo dico qua dietro le quinte, lo dico in privato, come si fa a dire che Nello Amato non è una voce tra le tante belle voci storiche che è di Napoli? È uno che mantiene ancora la tradizione, perché tu prima hai parlato dei giovani, Sì. hai parlato del nuovo genere. Sì. Per me l'artista rappresenta i piedi. Voi dicete perché i piedi? Perché i piedi sono chi le cace mandena, no? Certo. E quindi si partimmo da mano e già non potremmo camminare più. Loro rappresentano il percorso artistico degli artisti, anzi voglio dire una cosa, io mi sono dedicato al cabaret, la comicità, e tu lo sai bene, conosci Sì. un po' il mio passato. Voglio dire ai giovani, prima di essere umili e poi come uno studioso che apre i libri per conoscere la storia, guardate questi personaggi, perché loro sono tu sei giovane, però comunque hai iniziato piccolo. però. No, tu hai No. iniziato piccolo il tuo percorso. Poi mi ricordo un aneddoto di Nello Amato, che ha una cosa molto familiare che mi è rimasta impressa. Mettete qua, fate vedere pure tu. No, vai, metti scuro, non ci sto. no. Come se Alfonso si mette scuro, sta conducente così bella, trasmissione in diretto. Guardate che tutti di emozione. No, mi è rimasta impressa una cosa con Metti Nello scuro. Amato che... poi scusa un attimo, che 4-5 anni fa ricordo che Nello Amato tu tenevi un cagnolino, erai a villeggiare, e sia moglie non sapeva dove era rimasto sto cagnolino. Certo, Nello Amato è l'unico posto dove posso lasciare questo cagnolino è a casa di nonna mia. Nell'Amato portai il cane a casa di nonna sua, certo no, mi raccomando, trattami bene questo cane, il cane si chiama Pippo. Certo no, non ti preoccupare, Nello, non mi becchi, lascio il cane qua, rimane il cane là. Io quando ero nonna, nell'Amato porta a fare o pipì il cane per piscina là. Quando è bello e buono, guarda, sono fui il cane nell'Amato, e che succede? Il cane annanzi tu, io non rete, e chiamavo il cane Pippo, a scelto di guardare in palazzo, certo no, Pippo pure, ma non do un po' cazzo a nessuno. Cioè, queste sono cose, guardate, no? Cose, pensate che io nella mattina una galleria quando veramente non tenevamo un euro. Come mo, bravo, come mo. Pigliavamo pullman nella mattina. E non faceva manco biglietti, sì, anzi Alfonso è nella mattina, una mattina, certo a fondo di me soldi, certo nella mattina, a mia galleria, certo Alfonso, non ti preoccupare. Io ma la galleria da 7.237 all'epoca ci formava a piazza tanto, oggi posso trasire io contro loro, certo nella mattina, e come mattina no, certo a fuori ci penso io. Sobretto Alfonso c'è. Ho detto contro loro, certo, scusate, i biglietti. Alfonso ci mette nella mano a fuoco, come vai? Bobbechi, Alfonso che ci portafogli, guarda io contro loro, certo, prego. Ho detto biglietti, Alfonso che ci portafogli, certo, siamo agente. Certo contro loro, scusate, che agente siete? Agente di merda che non hanno potuto fare manco biglietti. Cioè, guarda, come si fa? Bravo! Queste sono vuole. queste sono le questioni. Io voglio dire una cosa a proposito della produzione che tu prima, scusa che ti sto rubando. Voglio salutare anche la tua signora e i tuoi figli che sono stato spesse volte a casa tua e la famiglia Nella Amate è una bella famiglia accogliente, molto umile e la famiglia di Nello Amato ha dato tanto spazio a tante persone
pure assattate vicino a tavola, che io per questo Grazie, vi stimo. Allora, a proposito, stavate parlando di Ivan Iovine, Sì. che oggi rappresenta un pezzo della tua produzione. Sì. E tu sai che in affidamento, così si dice. Io se stai in affidamento. No. Sappiate in affidamento un artista Che è una bravissima. Ecco, no, allora io Ma no, perché tu e tua nipote. bravissimo. No, lo voglio sentire da te, ma mi interessa no. sta cosa perché tu lo devi dire. Io l'ho ascoltata negli studi di maestro Sgambati. Sì. Certi vicino ai mani voglio venire pure, voglio ascoltare perché a me mi interessa di voce nuova, insomma, Certo, voce sì, nuova. sì. A me piace perché è molto molto pulita. Sì. Ten il cordo vocale di velluto. Beh, Guarda, attenzione. a stagione non può cantare perché poi fa cavolo, questo fa cordo caldo, vocale sì. velluto. Però canta bene perché è pulita, la pulizia vocale, questa è bella, la cosa bella è questa. Me A l'hai mi detto piace. me l'hai detto pure stamattina, te è l'ha detto detto da un grande te. artista. Ma guarda, allora io ho detto ai giovani e pure a mia nipote, pigliate esempi a chi sticca, perché chi sticca sono la scuola, cioè è la verità, poi è Ma inutile. e tu vuoi parlare di tua nipote quando io me l'ho cresciuto un po' più cosce me e Vabbè. la faceva cantare 4 volte io. È vero. E cantava sempre ipocrisia, perché che sono le canzoni che sanno È imparare? vero, guarda, veramente la faceva Mandiamo cantare. un saluto a quello che l'ha scritto, Pino Giordani, grande prefetto di Napoli, che non c'è più, di Fratta Maggiore, Quale? l'autore di Ipocrisia, grande Pino Giordani. Qual è sta canzone, scusa? Ipocrisia. Ah, tu e te ipocrisia. Ipocrisia, No, il dicevo canzone quale- non sbagli. Ah, no, Vediamo dicevo già. qual è la... Vabbè, tutto a posto. Io lo voglio bene, tu sai. Tu supporti tu. Ma tu pensi che una volta ci chiamata a mamma Raffonse e a detto che Raffonse è sta fuori mamma, Però senti, sta voce mia io non la vengo fa più tutto, tardi, hai capito? Ma Ma non è una cosa, nella mano, solo tu la voce mia non la fai. No, ma io mancavo A fa Sciamisa, Fabrizio Sciamisa. Ferro, Lo so. a fa Savio Cavallo, Gino Villa, Goppi Gino Villa, Te la fa Goppi Fest. Bello, Sono bello, l'organizzatore Alfonso Gemini, di chi altro? Ma voce mia. Ma sapeva fa bello. vabbè, ma io sono chi a E ma Fonse. dai che scherzo, la roba fatta a Franco Ricciardo. Allora, tu devi sapere che la gente fanno vicino a Fonse, ma perché fai la voce Savio Cavallo? Cioè, Allora perché c'è sta? Lui con la voce sputta a Franco Ricciardi e Franco Ricciardi ci cade pure. No, ma quando mai io ti voglio bene, guarda, che succederà? Toni Colombo, io ho fatto gli scherzi a tutti, Toni Ah, ma Colombo, Rosario Milaggia, Gigi Mario D'Alessi, Trevi. Mario Trevi, Mamma mia, là che è- succede? vabbè, Mario Trevi non era vociatore, Non era là, voce non mia, non era voce era mia. vociatore. Vabbè, che dobbiamo fare, Savio? Non lo so, In mezzo me la c'hai. no, Sta un altro brano. Mi sto rubando tu tanto, No, ce la tanto facciamo. spazio. Maestro, tempo. io però ti voglio chiedere, te la chiedo in diretta questa cortesia, visto che tu hai parlato molto bene di mia nipote Angela Melotti, Sì. a me mi facesse piacere se mia nipote canta con la tua presenza. Essere per te- battezzato da Danello Amato. Allora io dico la verità, io ho preso insieme alla produzione ho preso 2 padrini, perché come ci tengo per Nell'Amati ci tengo anche per una persona che ti stima e ti vuole bene. Gli facciamo un applauso, Leo Ferrucci, che è una bellissima persona. E ho preso la considerazione proprio dei consigli, perché lascia stare la produzione, comunque Angela Cavallo è come fosse figlia a me, è come figlia di Simone. La vogliamo Più presentare? Vannanza e più- La vogliamo si presentare? contenta tu. Allora, in presenza della storia, guardi, non me ne vogliate, io non faccio sviolinati, dica la verità, della storia che è rappresentata da Danello Amato, la posso presentare io? Presentala tu, vai. Ok, un programma io tuo, io la Vai, presenti. ti Ok. autorizzo Ok. tutto quello che vuoi fare. Allora, signori e signori, questa sera, No, vicino... però fa Alfonso Gemete buono. Ah, non lo devo fare, Alfonso Fuori Giovanni. a fa pure, Più però. buone, però. E come fai? Ci vuole Padre Pio per far fare. Tu sei chi? Nello, io pare che... vedi Un che bacio, presenti, un bacio alla bellissima Flora. Tutto bene, Flora? Signora Tutto Flora. bene. Allora, in presenza dell'eccellenza della canzone napoletana, guardi, ed è la verità, che lui è molto seguito, io oggi mi sono a barzelletta con questo signore, non va a TikTok, si dice che arruba il TikTok. Questa sera, in questa splendida televisione RTE, con questa grande agenzia S Music di 2 grandi professionisti, Stefano Scardia e Antonio, Che noi mandiamo un bacio forte. che forte. mandiamo un bacio forte, che sono 2 ragazzi straordinari e veramente sanno fare il loro lavoro con una grande professionalità. È vero. In presenza vostra, questa sera televisivamente viene battezzata come tanti e tante artiste dal maestro Nello Amato, Angela Melotti. Eccola qua.
ti lascio, allora, io me ne vado, siete di qua e pigliate tutti i Cambia il gelato? Chiama il gelato, vanno a rubare. No. Questo qua è gelato, questo Gelato, qua. Allora, questo è il biscotto amarena. Mettiti qua e prenditi tutti i consigli a zio che ti dà il maestro nella mano. Ma io penso che lei non ha nemmeno bisogno di No, tanti ci harei consigli. No, ma i consigli... Ciao. Il consiglio... Dimmi. Acceso, ok. Acceso? Devo dire che mi sento anche abbastanza fuori luogo perché c'è un grande della musica napoletana. Ti ringrazio. E quindi sono onoratissima di essere qui vicino a te. Ti ringrazio e stavo dicendo a Savio Cavallo, non ci sta nemmeno il motivo di darti i consigli, perché io ti ho sentita cantare, per me sei bravissima. Sicuramente anche dal vivo quando fai le feste canta tale e quale, perché il mio vero che ci sta, ci canta un po' di pure, ma quando vedi il microfono, ma invece no, non è vero, tu sai, cioè, numero 1 e numero 2. Il consiglio che ti do a te è una sola cosa, non farti, come si dice, condizionata a nessuno, tu canta così, la voce tua che stai, e a cantare sempre così. Ok? Grazie. Allora, Che il tempo è denaro. Bravo, Più ammannanzi, più i sponsor si incazzano. canta. Ok, perché dopo dobbiamo andare anche un po' spazio alla pubblicità. Il maestro è pronto? Il brano? Malatio. Tu Maratir, scritto dal maestro Enzo Di Domenico, canta la grande artista. Tu rappresenti tutto io, per te solo un po' che lieta stai con me, ma non stai tutte notte qua, tu vieni ed aspetta, no, a me non sacci che ci miette quando tu, morendo zitto, fai cantare, che stanno ma distratta, non va, ma roba strilla in pieta. Malati, tu sei una malattia, tu via vita mia, non mi fa vivere, è poesia, sta pagina è bugia, l'inverno è sta pazzia, cavo stavo croce amare, tu sti braccia tutto amore, so con me, o son che sto piacere, con te, tira sotto il lenzuolo. Malati, tu sei una malattia, tu piglia vita mia, non mi fa vivere, è poesia, sta pagina è bugia, l'inverno è sta pazzia, cavo tu rappresenti tutti, solo un po' che niente. Grazie. Tocca a me a dirti che sei bravissima. Questo brano qua ti porterà un grande successo perché sono nati quasi tutti quanti, anche Natale Galletti, Milena Cantone, quando sono usciti lì hanno cantato, porta fortuna questa canzone, perché parecchi cantanti siciliani e napoletani hanno cantato questa canzone. Milena Cantone mi ricordo bene perché è nata con la Casoria Music, che mandiamo un saluto a un grande artista Milena, con questo brano qua. E poi facette basta con Leo Ferrucci, il successo è stato questo qua. Vabbè, tu rimani un attimo qua con noi, Nello Amato. Scusami, allora, il brano che è venuto adesso, ma non è missato? Sì, È missato? sì. È missato. Allora è finito,
penso un altro piccolo, perché sa che la cosa, la produzione per far cantare presso in TV è stato mandato un'email, può essere pure, però è abbastanza bene. Ok, Nello Amato, il tempo per Nello Amato è finito, però prima a parte sta sempre con noi Nello Amato, voglio ricordare anche su un'altra televisione, qua sta sempre con noi di casa. Pure un po' canale largo, Pure un po' canale largo, rimarrà sempre nel nostro gruppo televisivo di 081 Show. Sì, di 081 Show. Angela rimane con me qua, adesso è arrivato il momento di salutare, tu devi salutare il pubblico e chiudere con questo grande successo che ho scelto sempre io. Salutiamo il pubblico e ci vediamo alla prossima. Io volevo ringraziare innanzitutto a te, grazie, alla nostra produzione, a questa grande agenzia, a questa grande TV che dà spazio ai giovani e a tutti coloro che ci stanno ascoltando e vedendo, augurandoci. Diciamo anche che stiamo preparando una bella cosa, tanti progetti belli. Sì, e sempre in collaborazione con la nostra agenzia. Sempre con l'agenzia nostra. Oggi io vi ringrazio, vi voglio bene e vi saluto, non so manco chi si capisce, ma Kiss, a Roma trovate Kiss, o l'amicizia, la conferenza, vai maestro, vai, chiudiamo. La canzone che mi piace a me, vai chiano già. E mi piace quando stiamo appiccicati, e mi piace quando pensa che sta canata, si sapesse che per te perdessi, come che mi facessi. E mi piace pure quando sei geloso, quando poco mi stringe fuori tu con una casa, quando tremo come fosse una creatura, si vuole fare amore. E mi piace quando fai mille capricci, se la lacrima da mano che sta la faccia, perché quando hai fatto una telefonata stiamo senza passione, stiamo a sentire, non so che cosa da ci fa capire, mi amore tu, per te a te. Adesso buona mezza parte lei, sono tanto solo, si combatte, non fa così più piacere le da città, si sempre tu, a stessa strada che mi può portare, ma lascia stare, non sta sicuro, si va così, non scordo buona casa, non sbagliare, la stringa da me, fatti scugliare, nessuna cosa da decidere, la picciosa da sé. Senza vestire richiamata, mi vedo sciopero che mi e mi piace quando tu mi stringi in mano, quando mi manca e mi trattieni, quando mi tocca dare tu mi aspetti, quando aspetti che mi fa. E mi piace pure quando troppo fatto il mondo, tu mi parli se non scesso un creatore, volessimo che sempre sicuro che non te lasciassi, e con dice a fare più. E mi piace quando fai mille capricci, si da lacrima da bagno che sta una faccia, che quando hai fatto una telefonata stiamo come passione, stiamo a sentire, non so che cosa da ci pagare, mi amore tu, per te a te, per te sono una mezza parte, sono tanto solo, si combatte, non fa così più piacere la città, sei sempre tu, a stessa strada che mi può portare, ma lascia stare, non sto sicuro, si va così, non scordo pure la sua voce sbagliata, stringe da me, fatti spugliare, nessuna cosa da desiderare, la picciosa da sede, senza vestito richiamata, vedo sciopero in mano.
bene assai. Alla prossima, prima parte e poi andiamo con la seconda parte. Lo scherzo telefonico Savio Cavallo fatto a Franco Ricciardi con la mia voce. Pure, pure. Guarda che succede, vai regia, vai, scherzo telefonico, vai. Pronto? Falletto. Sì, dimmi. Su FDG, dove stai? Su E te mi fanno la sono rimasto a pare ma ha già avuto spuntato sta. che fa? Tu hai la macchina scassi, che Ma non scassi, dico che a meridionale, che subito mi fare a te. Ma che canale è tifo, una brutta figura, ma sicuro che ce la fare? Ce la fai, ma non te ne Ma do. te un'officina che te? È una grande officina, con paviotto, a che va una messa. Tu dici? Ammalo. Andiamo a fare una brutta figura. Ma una brutta figura, ma perché? Andiamoci. Mamma mia, che vuoi? Pistuno da promotore, Abbiamo sbagliato. E allora Abbiamo sbagliato. ecco, Chi sono commesso? ma guarda commesso che che come? te ne pistuno là dentro, te ne tutto male, te ne pistuno un capolietto sotto lì, tutto male. Ma ne capisci che si è arrestato con l'ettificato, a tu meridionale ti ha fermato, chi la vede pure al mondo, che se non ti firma qua, la macchina ti ha rotta male. Chi sono cose pazze? Chi sono vero sono pazzi? Dai, vieni a capo, dai che pistuno. Sono da sparicato un po' di Ma vai a risolvere, non vuoi la macchina con quello Mannaggia cattarella, mannaggia! Ma è giusto, non pane! Che combinato qua? Figlia a chi? Se non ci troviamo qua! Bozzacchella, giugia! Buzzacchelli! Buzzacchelli! Sono 30 anni che sbagli sempre! Ma mica sono buzzarelli, buzzacchelli! 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 E non si trova giugia! Oh, sta giù bene in gamba! Prima pure un frate nostro! Stai chiamando così! Guarda che stai combinando! Non pane! Vai a rugiare! Sei quella macchina chi? Fammi chi si fa? Ma lavoro in nero! Gli passano Combinate, che combinate? Niente, sta che ha balluto a catà e sono venuto a Dupreo Service per camminare, perché voglio dire la verità, parecchie loro dicono che si vanno a cattare con lei, con l'anno. E ti devi guardare con cullano a Guarda chi si è uscito pazzo. Ma cattata cullano è lì che si sei. A noi ci troviamo. Servizi a Pompigliano, quando non vi potete mai sbagliare, Rocco commesso, sanno tutto quanto. Venite a casa e come volete cagnare. Ma come che sei una moto che hai inventato tu, la rota con poco cuore? Ma tu adesso tutto quanto con poco costa, così. Ad camminare che ruota così, Ma tu maroni di venite qua, a sapere un magno stai che ci protegge, padre P, faglielo vedere. Quindi non ti può mai sbagliare, vedendo quella bellissima statua, vieni qua. Ecco, ma hai visto che te? E pure un motorino non per, poi, hai capito?
Ma non vai con questa bicicletta? Ma non vai con questa bicicletta? Sto andando da Preo Service a Pompigliano, non ci va niente ad arrivare. Non ce la faccio, non ce la faccio. Non ce la faccio più con te. Ma vai un po' più chiaro. Sta tutte cose Ma io non qua. ho Via giocato. Romani, Massa Guadagni, ok? Non esitare. Guarda chi chi sei un frace da pro e non frace tu, mi andiamo a faticare. Ma che sei combinato? Sì, sto qua a Pompigliano d'acqua. Guarda, via Romani, Massa Guadagni, non ti può mai sbagliare. No. Rocco, io mi cocco qua, Rocco. Chi sta pezza capo? Perché io non ho mai visto un'officina così attrezzata. E io vi auguro a tutti di venire qua, perché veramente ci sta di tutto e di più, disposizione, umiltà, dignità, disponibilità e ricoperte non ne può mai trovare. Guarda questo luogo, è una garanzia, e che se tu di chi, che ci gira tutta la periferia, dove sono mio papà, Marcellino e mamma, Preo Service, io figlio che sta bella città. Bellissima, guarda che sei... Preo Service, Rocco Gomme. Va giù, stiamo a Pompigliano d'Arco, non ci può niente ad arrivare, ok? Massa Guadagni, non ci può fare niente. Massimi, ma che stai pensando? Che stai pensando alla polizia tutta la casa sta Niente, gomma? a posto, pensando se sta roda qua, la posso mettere sotto la panta per fare cose diverse. Che le c'è grossa la roda che la panta? Che le giovane da me! Come la metti sotto la panta? La volessi mettere sotto la panta per fare cose diverse e posso battere la pandemia, che tenimmi il rodo, voglio andare a fornire, vieni a Durocchino, trovo pure a Massimino. Pronto? Folletto, Sì, dimmi. su Alfonso Gemito, come stai? Ah? Su Alfonso Gemito, come stai? Buonasera. Senti, dice Folletto, voglio chiedere una cortesia. Questa amica mi si deve sposare, la fidanzata voleva di Franco, possiamo questo un giammo? Non ci capivo, ma? Allora, amico mio, si deve sposare, Sì. la fidanzata, ci piace Franco Ricciardo, Sì. possiamo organizzare questo un giammo? Ma in che senso, scusa? No, deve venire là a fare l'augurio. Sotto no. facendo pure un banchetto con i Duccio. Domani abbiamo una serata, credo. No, dopodomani. Folletto. Pure a me fatica, Folletto, ti ha giurato tanti dati a te, ma per fare una cosa a me non puoi venire. A fuoco, credimi, davvero devo lavorare. O passiamo da Francuccio, piacere, per far parlare con Francuccio. No, ci faccio una cosa a Francuccio, una cosa privata. Una cosa privata mia sua. Pronto? Franco, sono Gemito. Alfonso. Come stai? Sta a posto, Franco? Vitami. Franco, vuole fare questo regalo compagna mia? Alfonso, io domani lavoro, sì, capito? E poi di solito non hai capito. Allora, con tutto bene pure che lui la appena è, non ti preoccupare. Franco, bene pure che la caga Cristo, sai che Andrea che fa KTV. Ho capito, lo conosco. Senti Franco, ti posso dire una cosa? Dimmi. Allora, tu sei con Savio Cavalli, Andrea Libro e Mario Di Micco su Radio CRC. Ma chi è? Calmati! Fermati! Ma chi è? Finalmente sono arrivato a nuova casa. Ma scusate, che dovete fare? Come che già fare la visione? Che si fa? Sta macchina. Mica io commesso. Frate, tu l'hai buttato proprio scasso. La macchina mia scasso. E allora buttare, a quell'altro non si può fare. Solo ad una nuova gara, perché nuova gara sono compagni di me e revisione stanno fa. Voglio hanno di tutto e poi qua. Si casa mai con menare o cagnare.
teniamo una bombola qua, fratello, facciamo scoppiare, non esitare che perdi il vero modo, vai tu, a gitta che a campo le fa revisione, non mi fa ingrippare. Ma mi ha dice una cosa, perché non può fare questa revisione? Quanto costa questa revisione? Perché, allora, ascolta un attimo. Già mi hai discriminato, scusi se ti interrompo. Sta 80 euro, è aumentato. La devo buttare a me, e la macchina mi vale 70 euro, ma. Vale 30 euro. La macchina è una chicca. 30 euro, scassa, a Fiera Vecchia. Che se lei tassa macchina. Ma mandate qua, hai detto là. Ci sono tratto fermo. E chi la pezza capo ci sono? Io tu mi manda là, io mi manda qua, ma sta revisione, ma volete fare? Scusate, si può fare questa, scusatemi, parlate con chi è? Avete neanche a dire, devo coscare sta macchina. Ma che stai facendo, mo loco vicino? Lasciami stare, ma sto facendo io, la revisione. Ma perché si fa con l'auto? Si fa pure con l'auto? Hai capito pure? Come a casa manca lei? Porta pure la bicicletta, da revisione pure la bicicletta. Perché si fa pure con l'auto? Perché la bicicletta non la carra da fragò, lei pure la bicicletta, faccio mai la revisione. Dati 4 euro pure la bicicletta, se non la mette poco con l'auto. Ma poi che si canga per l'impianto GPL Sabina a fissare, moglie mamma sparagnà, oh menare, aumentato, vieni a mutare una carra, oh GPL, subito toccano sotto la mano, poi si tiene un ferrovia, mette 10 euro e benzina, arriva alla Latina. Oggi ci troviamo qui in questa bellissima serata da Planet Car di Pirozzo Giancarlo, qua giù, via Petrarca, a Bolla. Non devo mai sbagliare. Quindi oggi ho portato a Babbo Natale dalla Lapponia a sud perché mi ha detto ma dove mi ci porti? Da porta Cardo Pirozzi, Car, qua giù Planet Car, non devo mai sbagliare. Babbo Natale, se volete acquistare qualche macchina pure voi, stiamo qua. Sì, tanti auguri da Babbo Natale, veramente macchine garantite da Babbo Natale. Oh, oh, oh! Anche da Babbo Natale che torniamo alla normalità perché oggi ci stanno portando alla distruzione e Pirozzi augura la normalità con le sue macchine da Babbo Natale. Babbo Natale sta fatto Pirozzi ti piace che se la nocche e lo buttava a poni ti piace come si bella Babbo Natale e come mai si pure un altro Pirozzi che tiene in macchina bella mannaggia Maria io a presentare qui Babbo Natale ma tu già sei arrivato da Pirozzi Sì, ho portato a fronte consegna una macchina di queste qua Babbo Natale, venite qua da Pirozzi. Allora a Natale facete un bello regalo usate la diversità venite a Planet Car di Pirozzi Giancarlo pronta consegna da Pirozzi tu lo sai di venire se a Natale tu lo puoi festeggiare da Pirozzi devi andare e la macchina sta qua ti raccomando da aspettiamo vieni a festeggiare. Ma Natale, ma lo sai di sì, ma arrivato a Pirozzi alla consegna sai a Planet Car siamo arrivati già un mondo di auto un mondo di serenità un mondo di felicità qua giù Babbo Natale da Pirozzi arrivate già quindi vi aspettiamo in tanti siate a fare un regalo alle vostre figlie nipoti e moglie vostre e cumare vostre venite qua non vi preoccupate vi aspettiamo in tanti. Mattina mi sono alzato, bella ciao, la mattina mi sono alzato
e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Io mi sento. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Ciao. Presentiti tu. Un applauso a Dio d'amore. Allora si nasce. Che giorno? 8, 11 della E chi ci canta? Perché mi piace. Perché mi piace, maestro, vai! Sì, quanto è bella, solo se avevo ancora mi fa tremare. Sì, è una stella, caduta in coppa terra e che luce fa. Sì, saccio no, ma non tengo coraggio a fermare. Ma ci succede, sicuramente non ricessa così. Ma tu mi piaci, perché si dolce, l'unico è solo che mi resta ogni cosa. Ormai ste cose dall'anima mia, se mi dicessi non potessi morire. Perché mi piaci e leva pace, a chi ti incontro fai una cattivazza. Io sono sicuro forse può capitare, che prima o dopo ci potessi provare. Perché mi piace. Sì, sto cagnando, mi sto accattando i panni per te piacere. Sì, c'è sta gente che dice inutile perché non te vuoi. No, non mi arrendo e faccio pazzo sulla padavere. Tu sei per sempre, non sei solo un momento per me. Ma tu mi piaci, perché sei dolce, l'unico è solo che mi resta ogni cosa. Ormai ste cose dall'anima mia, se mi dicessi non potessi morire. Perché mi piace e leva pace, a chi tu incontro fai una cattivazza. Io sono sicuro forse può capitare, che prima o dopo ci potessi provare. Perché mi piace. L'unico è solo che mi resta ogni cosa. Ormai ste cose dall'anima mia, se mi dicessi non potessi morire. Perché mi piace e leva pace, a chi tu incontro fai una cattivazza. Io sono sicuro forse può capitare, che prima o dopo ci potessi provare. Perché mi piace. Ma io voglio capire una cosa, perché c'è questo pubblico fuori al cancello che vuole entrare a vedere? Ma questo non è un teatro, ragazzi. Stanno per te? Ti hai chiamato tu? Un applauso, va. Allora è arrivato il momento di ascoltare un altro brano. La Mister... Miss, mia cara Miss. Non può parlare, faccio per te. Wow, Totò, il grande Andrea dei Cuttis. Vabbè, è arrivato il momento di ascoltare il secondo brano. Il primo l'abbiamo battezzato con il grande Nello Amato. Adesso è arrivato il momento. Il brano voglio specificare che il mio primo singolo
intitolato A quando vin, e uscirà a breve anche il video ufficiale. Che ne pensi di quel progetto? Va bene? Sì. Lo posso inserire? Poi parliamo, un bel progetto per te. Anche per te, non ti preoccupare, vieni qua. Questo è il centrale, quello è l'ategramma. Se la regia ci può mandare il brano della nostra amica artista, grazie, per piacere. La già faccio venuto te. Bravo! Amore, mi dice che mi vire strano. Succede, si scherza troppo e poi succede. Sare anche bello quel ragazzo affascinante, però fai più figura quando stai con me. Mi dice che prima di me ci stava folle, però nessuno t'ha pigliato. Ma quando vinno voglio si vacunate, che le governe sono salve, son di sole, te fruscia senza pensare che non so che le, che amore per chi non dice che sono belle allora va, che stasera già scendere, e anche io provo a fare la VIP, e allora va, senza pensarci un attimo, e vedremo bella chi è. Ma quando vinno voglio cagnate facce, vuoi capire che oggi c'è la parità, la parità. Amore, mo non hai voglia di parlare. Succede, quando ti incazzo può succedere. Un attimo solo e cagna quasi tutta scena, e mo se tu ormai non vuoi parlare con me, prima di dire c'è bisogno di pensare, non ogni cosa sempre come piace a te. Ma quando vinno voglio si vacunate, che le governe sono salve, son di sole, te fruscia senza pensare che non so che le, che amore per chi non dice che sono belle allora va, che stasera già scendere, e anche io provo a fare la VIP, e allora va, senza pensarci un attimo, e vedremo bella chi è. Ma quando vinno voglio cagnate facce, vuoi capire che oggi c'è la parità, la parità, la parità, la parità. Ma quando vinno voglio cagnate facce, vuoi capire che oggi c'è la parità, la parità, la parità, la parità, la parità. Grazie per la speciale compagnia. Ma il piacere è tutto mio. Ma io vedo questo venditore ambulante, scusatemi. Ci voglio vendere i frantagini. Diretto ogni tanto. Eh no, perché Oggi qua vogliono, diventa un ballerino vogliono fare frantagini. tutti Ma ci quanti. sempre incazziato a me. Esci fuori, Ui, fuori. Vediamo un attimo il nostro amico, uno dei più famosi, c'ha un pub importante qua vicino, il TikTok, come si chiama? Raffi, vieni qua, Raffi. Che poi quando lui ti mangia un panino vero, a me adoro Raff. Dove si trova Raff? Dove si trova? A Ma dove sta Casandrino. Raff? È andato via. È andato via. Oddio. Vabbè, ci ha invitato comunque. Allora facciamo una cosa. 1, 2, 3, 4. Facciamo entrare anche la nostra subrettina. Monica Ranieri. Vieni qua, Massimino, vieni, questa è la chiusura. Prepara il brano di Massimino gentilmente. Tu hai, ti vieni conmigo. Vediamo, vieni qua. Vai vieni qua, a che vieni tu qua, ne vieni qua. esagerata. Allora, pensate un po' che Lisa Fusco, tu fai la sobrettina? No, aspetta, la sobrettina nasce con me
Canale 10 con Alfonso Gemito. Gelato? Chi è? Annuncio. Prossimamente. Io non tengo in lenta, già leggero. Allora, prossimamente su questa TV abbiamo un grande progetto a carattere nazionale. Alfonso Gemito e Nello Amato siamo quelli là che riescono a capire bene i giovani e dare un giudizio veramente ai giovani. Ci sarà un vincitore, giusto? Il programma si chiama Napoletano. Anche noi a Napoli facciamo un bel progetto. Ci sarai tu, ci sarà Angela e ci sarà un vincitore. Il vincitore avrà un premio, qualcosa di discografico, logicamente, poi pensiamo bene il premio, la musica, l'arrangiamento, il videoclip, diamo un bel premio. Però il vincitore di la prima edizione, che partirà a gennaio, ok? Nello Amato, direttore artistico, Alfonso Gemito, Massimino sempre, quello che ce lo sfrutta sempre, abbiamo tutto il nostro gruppo e ci servono i giovani, ok? Venite in tanti, contattateci perché questo è un futuro. E chi hanno contattato? Poi facciamo uno spot pubblicitario e lo pubblichiamo, va bene maestro? Che sia voce nell'Amato. Prima mi ha salutato, se ne va io. O telefono tuo. Che già fa? Che buono. Io tu, e tacco da lei, un applauso a Nell'Amato, lui resta qua perché, scusatemi, perché a lui piace di ascoltare i giovani. E avete qui dai, tu sai che lo voglio quando, lo sai? Oh, lo so che tu ami i giovani, e ce ne stanno pochi artisti che apprezzano i giovani. Un applauso a Nell'Amato, tutti quanti. Signori, è arrivato il momento di chiudere questa bella, non mi scordo niente, no? Posso? Ok, noi. Il brano più gettonato su TikTok. O sacche frizione. O sacche frizione. Un venditore ambulante. Il mio compagno che Panico. agli occhi pigli parecchi sponsor. Lo faccio zumbare a terra. Ma no. Grande Nell'Amato. Ma no. Vai sigla, vai. Wow, ma che sigla. Wow. Va niente, vai. Questa ti devi ascoltare. Già te non innamorato e la gattone esagerata, ma non è che m'ha combinato, la capo per m'ha imbriacato. Sì, ma finisce le mangiare, non vedi che si chiatta, come faccio a te scusare? Io ti conosco a poco, tu mi fai innamorare e se mi viene un gol che me muro mi fai fare. Amore, mi porti a mangiare? Ma chi ti sa equilibrare? Tu sei un treno che ha fermato non lo fa. Non vedi che mi pozzi ci camazzare. E se mi viene un colpo che rattrezza ma chiama. E si può non tenere a piedi. Non faccio annanzi e mancare. Oh, fai una vita. Sì, ma finisce di mangiare. Non vedi che si chiatta, come faccio a contare? Avanti e piccerello non la posso mai allargare. Così da 7 anni da prima colpa fai bernare. Io non sono chiatta, sono in casa. Sei tu che sei pelato e non l'hai mai accettato. Ma non è che m'ha combinato, la carta già me s'ha mangiata e mi arriva fino a un mese e se si immagina una spesa si esagerata e si può non venire a piedi, si sciattoletta e pura rete. Sì, ma tu non stai mai sentendo, non mi fa una malattia, non dice sempre a una grina, per me sto non mi dici, te prego basta, non mi allucinare, tu tieni peso, misura e quantità. Amore, mi porti a mangiare? Ma chi ti sa equilibrare? Tu sei un treno che ha formato non lo fa, non vedi che mi pozzi ci camazzare, e se mi viene un colpo che rattrezza ma chiama. E si può non venire a piedi, poi va finita magni piedi. E non
Oh, ma Vieni io... un po' qua al telefono, fammi sbrigare a questo. Non ce la faccio più. Senti, che dobbiamo così, fare? non sta già zitto. No, io voglio capire, siamo pronti gentilmente. Dici? Ah, pratica. O preventivo. Dicitemi un cognome. De Rosa. De Rosa. Ma senza offese già pronto, tutto bene. Tutto, che abbiamo fatto? AG Service a Roma. A Roma. A Volsta. Ma scusate, ma mi state pigliando in giro? Non mi sto pigliando in giro. E che c'è? AG Service a Vol. Guarda, ci trovate qua di Vincenzo di Sarno. E che ce la fa, Non puoi scusate? sbagliare, scusa, ma già ricerchissimo noi. Che voi mi dite che bella buona mi chiedete, voglio un documento, voglio il libretto, voglio il CTP, ma trato un cognome, con tanto rispetto e tanta educazione, ma voglio ricevere una cosa, no? Ma voi prima venite caro, io mi offro revisione. E perché sono arrivato qua, scusate? Perché mi hanno mandato, perché voi siete talmente signor bravi. tuo parente nostro a fare revisione. Sì, lui mi ha mandato. Ha mandato un compagno Siete nostro. veloci, siete bravi. E allora non mi facete esaurire, la pratica sta Senti, ma chiaro. perché mi incazzato, scusate? La pratica, non Ho capito. la pratica, lui è pratica e facciamo da niente, subito. Allora ci troviamo a poco e non mi facete nervosire. Sì, Un attimo, non mi incazzate. Capo, amico, ma perché state troppo nervoso? lo sai che AMG danno tanto lavoro perché sono persone educate, danno rispetto, danno tante cose perché danno veramente quel lavoro qualcosa di fare, cioè quella cosa di cifre che fanno pure risparmiare, ma io tengo che fare, Dovete fare la revisione. ci fare giorni. A fuoco l'auto. E venite chiaro chiaro, anzi non vi preoccupate. Prima dite che siete meglio, ma cosa tu? Certamente siamo i migliori, i migliori. Ma poi ci faccio annanzi la mano. Certo, Posso fare male? certo, a mano. Ma volete parlare stamattina? No, madonna, chi se lo pazzi? Chi l'ha mandato qua? Chi l'ha mandato a chi se qua? Chi l'ha mandato? Chi l'ha mandato? Fate fatto male? Sotto Zamazza, a stamattina sono Zamato, ho fatto caputello, te piglio un pannello, ma io posso camminare illegale, a me piace camminare sistemato. Ma chi vi ha mandato qua? Qui capo officina, io rispetto, mi voglio bene. Chi vi ha mandato? Mi ha mandato una amica che è già venuta, ha fatto AMG, veramente si mettono a disposizione, ma lo posso lasciare quando ero a 30 per venire a smarrare? No, non facciamo queste cose qua, no. Amico, lo devi fare questo con l'auto? Sì, fa niente. Ma farlo, ma volete perdere tempo? No, ha già fatto. Ma sicuro che l'ha fare? Già, la si dannasse e non mi facete cazzare. Hai capito? Va bene, andiamo adesso. Ma io mi trovo al posto giusto. Stiamo a vola. Cioè, sono andato a MG la visione, abbia filichino. Sì. È venuto tutto quanto qua, perché sono venuto pure, mi hanno mandato... Vi posso togliere solo quello che avete detto prima. Io vorrei una cosa. €1. Ma ci sparagnare magari... €1. 79. Vi offro un caffè. È €1, Scusate, già sai in un caffè. Perché nessuno fanno, dice che fanno... Ma non lo so, gli altri non ci interessano. 99. Io voglio offrire, siete simpatico. Allora dici mi faccio la visione e mi capigliamo pure un caffè. E non male. No, il caffè ve lo offro qua. Ah, cavolo. E teniamo pure la macchinetta, Ma senza io offesa. come sei, come ora per mangiare pigliare l'agenzia. Va bene, chi me l'ha mandata a me a chi stamattina? Guarda, l'operazione è riuscita e l'ammalato non è morto. Ci sono riuscito a fare la revisione a 2 MG. Un caffè te l'ha girato? Sì, un caffè mi hanno dato tutte cose e poi voglio una grande novità, ci stanno pure a Qualiano. Via Giovanni Falcone. Via Giovanni Falcone, mica il giudice Falcone. No, grande giudice, grande uomo. E porta quel nome di quella strada. La strada porta in... Voglio mi stai facendo in Salanì. Voglio, tu mi hai avuto la rifilangata. La strada porta un nome di... Oh, basta! Basta! Popolo, siamo arrivati finalmente qui da Auto Romano. Vogliamo fare tanti auguri da parte dell'Elf e di Babbo Natale, che vi aspettiamo a tutti da Auto Romano. Auguri e buon Natale Auto Romano dal 1976, sono 45 anni di storia, una leggenda.
Qua troverete le macchine di qualità e garanzia. Auto Romano, Pollene Trocchia. Oh oh oh! Grazie per averci scelto, finalmente sono riuscito a portarlo dalla Lappone a sud a Babbo Natale, il vostro Elvis. Babbo Natale, finalmente oggi vi ho portato da Bollicini. Ma che è stato muoio, ma già stato imbriaco, te ne do russo a che là. Bollicino non vi fa imbriacare, te ne vino di alta qualità e se non ti firma qua a Natale non può festeggiare. Ci sono una bolla, via Gramici a bolla, via Gramici a bolla. Accorrete perché abbiamo solo garanzia e qualità. Scusate, io non vi voglio interrompere. Mamma mia, però vi dico una cosa, ma voi state già stunati. Se l'avete detto 4 volte ci trovate a via Gramici. Auguriamo a tutti dalla grande società Un Montagnare e dalla signora Immacolata a Via Nazionale delle Puglie. Auguriamo un grandissimo Natale. Ti aspettiamo in tanti per la nostra frutta, genuinità e tanta felicità.